Notizie sul traffico, notizie sul meteo, ci pensa il nostro Mimmo Calore. Grazie della linea Marco, un ciao ciao con la manina a tutti voi che da casa seguite questa splendida rubrica che parla di meteo e traffico della nostra amatissima e bellissima terra veneta. Che è un po' più a nord, ricordiamolo, ma giusto così per una lezione di geografia. Ma come dice il bellissimo proverbio veneto, su e sopra i ponti maniamo panini onti. Ma chi dice sta roba qua? Andiamo, vai Mimmo, iniziamo. Passiamo al traffico, chiuse molte strade del Veneto a causa di due manifestazioni sportive che coinvolgono diversi comuni, tra cui Sona, Boara e Stra. Si corre infatti la Straboara e la Strassona. Che corse sono? Belle, Sono proprio invitanti. Come corse però buona corsa a tutti e un saluto agli automobilisti in coda. Bravissimi. A proposito di code, importantissima notizia, code per lavori in direzione Vigonovo e code anche sulla tangenziale in direzione Grosseto. Vabbè, scusa, con tutto rispetto, ma chi se ne frega di Grosseto? Possiamo parlare di Veneto? Marco, io tengo sempre un po' sott'occhio, un po' sottaceto anche la situazione di Grosseto perché ho abitato per tanti anni a Grosseto. Adesso sto a Vigonovo, ma prima stavo a Grosseto. Vabbè, ma adesso che abita a Vigonovo hai nostalgia di Grosseto? No, per carità, dopo che hanno costruito un sacco di palazzi, di case, insomma, se diventava Grosseto anche a Vigonovo. Ma torniamo alle notizie, prima di salutarci ricordiamo di chiudere la porta, mi raccomando, prima di uscire, in modo da non far uscire i vostri caloriferi, d'accordo? Perché altrimenti i termosifoni potrebbero uscire a passeggiare in giro, non dovete farlo. Che è sta roba, scusami, Mimmo, che non capisco. Perché con questi spazi di temperature, prima caldo, poi freddo, freddo, poi caldo, caldo, poi freddo, i vostri termosifoni si potrebbero anche decidere di uscire per andare a fare una passeggiata in montagna. Ma perché? Hai sempre parlato della famosa escursione termica. Cosa stai dicendo? Ma prima di salutarvi, notizia importantissima, vi ricordiamo che quando si imbocca una rotonda non serve il bavaglino. Ciao ciao con la manina dal vostro Mimmo Calore. Ciao e arrivederci alla prossima puntata.